Vicino ce l'ho fatto senza te. Non sapevo, moreva. Ma si viene stasera, giuro che ci scemo. E si mi sbatto cuore, non dobbiamo passare. E waiu! Ciao, benvenuti e bentornati sul canale Superallan, siamo qui oggi con un nuovo video. E oggi ragazzi, come starete leggendo dal titolo e dalla miniatura che ancora devo fare, quindi non so cosa starete leggendo, serata epica, Pazza. 5 napoletani, Pazza. non più 4 napoletani, 5 napoletani che vedete, siamo... 5 napoletani. Ma cos'è? Al calduccio. Al calduccio? Oggi ragazzi vi ho portato a mangiare una fresella, dalla Fresella si chiama, la prima freselleria d'Italia. Tu te l'aspettavi? No, ma devo bagnare. No, non è vero. Non è vero perché questa... Tu l'hai vista? Questa è una fresella senza buco. Ma perché non tutte le freselle Nascono col buco. è altra cosa. Una Un regola applauso a Giovanni perché sta facendo il video e offre la cena. Grazie Gianni. Vi porto alla fresella dove si mangiano freselle gourmet. Non so, fresella... Ma tu dici la cottura. No! No, sono guaglioni su zingaro, tu ne pumarole. Te la puoi pure far fare, volendo. Sono pochi diciamo. Diciamo che si è mangiato Però sono pure... curioso. No, prima di mangiare che cosa? Merluzzo e carote. Ma gourmet o curtù? Rimasto. Entriamo. Devi essere sincero però, un morso a qualcosa lo darai. Vediamo. Non hai visto proprio la pagina? No, non c'è niente, è a sorpresa. No, è tanta roba. Ragazzi, controllo qualità bagno. Controllo bagno. Allora, il primo cesso lo trovate proprio sulla sinistra. Posso essere il barbiere. Vediamo il cesso, vediamo il bagno, dove sta? Oh, ma te ma sei stato tu, guarda, siamo vestiti uguali. Assurdo! Assurdo, due rimasti. Vai, un bel bello, comoda, vai. Allora, andiamo a picciare la luce, vediamo. Allora, il bagno... Se uno deve cagare. Fammi vedere. Vai bene. Va bene, aspetta, però se faccio così, ti piglio ciuffo. No, non muovi. Ok, chiudo la porta a chiave. Va fame, lui va a mangiare. Oh, ma roba. Spallata regolare in da porta. Prima portata. Allora, cosa ci hai portato? Tagliere di degustazione di mini freselle. Uno con genovese, besciamella, funghi e salsiccia, polipo alla luciana e ragù. Da soltanto opera. Ma freselliamo. Esatto. Cosa ci ho portato? Uovi Wonder. Sarebbe stato idolo. Sì, avrebbe vinto. Beh, ma fai tutta la roba tua? No, ma Questa qua non te la puoi mangiare visto che sei senza lattosio. non c'è la avevo tua mangiare avevo- fino a te qua. No, Che sono cinque. te le puoi mangiare. Grazie. Complimenti. Ok, quindi quale che posso mangiare? Polipo o tu? Perché con la cinese no? Ciao, te la forbice per tagliare. Questo è considerato uno stiramento. Taglia, vedi che è morbido. Ah sì, diventa quasi un panettone sta facendo. Guarda, fidi di me, taglia. Ecco, Patrizio Gianese 2.0, ti fidi di me. Avrà ragione, avrà ragione. Addio. Non è come te la mangi. Allora faccio pate fami, 54 anni, La 18 fresella figli. sotto è calda, non è fredda. Ho capito. Cioè, non fu boomer. Allora, non abbia a dire di cannetti. E a trovare Cristian De Lupin. Che sta, posso mangiare, giusto? Questa è la di pasta. Suppongo, spero. Ma che si è venuto armati fam? Guarda, ti dirò. Ma che là? Sta guaglione. Non guarda che sono piccolini. Addio, tu sei come mio pure. Tieni all'acqua anche a me, merda in culo. Diciamo l'esperienza. Ragazzi, ricordiamo 10 figli, 8 padri. Allora, queste qua sono modificate del mio amico visto che è senza lattosio. Bravo. Numero 1. Bolognese, messicana, pasta e patate e parmigiano rosso. Abbiamo soltanto mangiato. Chef Franco. Spazziamo, ma stai parlando lo zio. Tu ma tu sei primo. Mamma mia. Sì, a it, cosa buono, non ti fa qua? Non ragù. Buono Andrea? Ah, mangi pure che sta con il ragù, la fresella. Questo mica è kebab. No, è che mamma. Buona, tanta roba. C'è una questa qua. Quale? La bianca? Perché è un sapore più leggero. Vado, Andrea. Grazie alla nostra. Quale stai mangiando tu? Parmigiano di melanzana. Questo tratto è buono. A me deve consigliare Giovanni Visuno quello che devo assaggiare. Questa? Che la pasta e patana. Sì, e perché, scusa? Lo so io perché. Bolognese comunque aiuto. Tanta roba. Pasta e patata che la provola. Ma faccio pure la pasta e patana. Anzi, senza la provola questa qua. Ci sta? Da figlio di intenditore, da figlio di chef. Buono, buono. Ok, ci può stare. Voglio mangiare la messicana. Eh sì, mangi che stai. Mangi pure la fetta più grossa, godo. Con l'acqua. La messicana è assaggiata? No. Già. Mangi spuccata la fetta, come la gemizza. Tanta roba, pure la messicana. Buono. No, se voglio, tutte cose, una buffumetta e regambusante. In un baffa bianca. Ma Vuoi stare? Ma peroni o per te? Per noi. Allora, un'altra che non ho assaggiato è quella là col polpo. Ecco, dai.
Oggi vediamo pure tutta la capa. Ma non stai badando comunque. No, vabbè, ma non è da provare, no, questa già te lo Il pasto è fatto proprio per dire anti-pasta. bello, un po' piccante, no? Sì, genovese? Vai. Sentiamo l'odore. È la più buona questa qua. Sì. Giuro è la più buona. Ma mi sa poi pizzicato. Per me questa è la più buona. Allora, questo non me l'ho già mangiato. Questo qua com'era? Bologni. Già assaggiato bolognese allora. Questo fa paura, Giovanni. Questo vero è buono. Buono. Per ottimo, Ecco la nostra presella cheeseburger. Insalata, patatine, hamburger, sottilette senza lattosio e bacon. Grazie. Buon appetito. A me. La nostra Michelangelo. Hamburger, sul di latte, mortadella, parmigiano, pistacchio. Buon appetito ragazzi. Dividetevela. Fate come Gesù e divise per tutti i suoi discepoli. Che ha dipinto l'opera. Quale? L'urlo di Moon. L'ullo di Mucchi l'ha dipinto. Michelangelo. No, quello è Leonardo da Vinci. Sì, Sa da Vinci. Non da vinciare. Cioè, vai, l'urlo di Munch. Munch! Che tosta. Sì. Ma così, Va. Vai, giù, schiatta. Va. Gli amici che siete nel momento del bisogno. Ma voglio adesso già prima. Io. Va Andrea, va. Qua si alza il livello, raga. Sì? No. Tanta roba. Voto? Questa diventa ufficialmente la mia preferita. Ah, ma il pistacchio? Sì, il pistacchio lo amo. Vabbè, vai, assaggiate voi. Sta Febro 40. Anche grande non può seguire l'occhio, ma ormai sott'acqua. Cioè, te lo tuffo. Ah, vuol fare? Del cane. Ma sì, un cane è un cane. Di chi è il cane? Di chi è il cane? Andrea Lombardo. Ti piace il pistacchio di base? Non mi piace il pistacchio. Ma di base la tigre è più forte del leone. Ma di base Maradona non aveva dribbling. No. Non aveva tanto dribbling. Inizia Massimino? Sì. Io sono stato nato Z Jackson. Guardiola ha fatto nascere Messi. Ferguson Ronaldo e Z Jackson Massimino. Che è rimasto? Babbo, ora, vieni insieme a tutti. Ma che ragazzi. Quanta figlia tiene? In realtà si chiama nonno. Ah, io vogliamo zio. Oddio, la prima ma che era saldato? Adesso posso mangiare. Ma Giovanni era bella soddisfazione. Sì, sì, il lavoro che fanno venire famo. Ma già Già passato un po'. Ma perché giuri pure sull'occhio? Mi contagiato. Eh sì. Perché è alta. Ma sta, presi il capito? Diciamo, non hai preso da tua madre. Ma che presillo? Com'è, Gio? È buono. Porca. È come mamma che è buono. No però me la voglio fare assaggiare quella buona. Chi lui allora? Lo sapevo! Senti, pigliatelo come è venuto. Che ne pensi di trovato una chiavica? Non fa niente, Giovanni. Io assaggio lo stesso. Questa è veramente buona. Questa è la più buona. Questa o quella col pistacchio? Pistacchio. Ah, perché ti piace di più il pistacchio? Più pistacchio. Però questa pure è buona. Pure uno spettacolo. Come spettacolo. Te lo devo girare pure a te. No, dove provare? No, babbo, devo girare. Però una saccia taglia. Poi sei spaldato. C'è un flex. No, vedi che solo il corso. No, sto scherzando. È normale, come fai a prendere la roba? Infatti. Ok, te lunga la parte più sistemata a te, va? Va. Vado. Te, andiamo anche una moda a te. Adio, popate è sempre popate. Vai, chiudi gli occhi, vai sott'acqua, fa sto tuffo. No, questo è buono, Questo è buono. Vabbè. No, questa è bella sostanziosa poi. Ma poi la cosa divertente è che sopra queste pizze, capisci, hanno cose che tu non ci sta. Non passi pizza, se no a me. No, perché ecco, tutte le che ci sta la coppa pare una pizza. Cioè, la fresella così. E mi mangiate il fresello, acqua sotto la fonda. Pomarole a oliva. Pomarole a oliva. Oliva? Ma se a oliva? Ah, oliva o non è oliva? A oliva. Ci può stare. da mangi questo. Non passo, ciao. Ma questo è top. No, rinciamo. Bello, infatti sto pulizzando il tuo piatto. Allora, io stiamo capendo nel frattempo chi deve scattare l'altra foto per la miniatura mia e qual è il metodo per capire chi deve fare. Questo qua. Cioè, stanno vedendo tra i video che sono usciti oggi chi è andato meglio praticamente. E chi è aiuto meglio che fa? Chi attira di più su YouTube? Vediamo chi su. Allora, il video di Enzo. Da 6.000, views 58.000. A posto, vai Grip. Beh, a San Ballà. Canale No, Sciale. ma pure sto breno. Oh, pure sto breno quando la visualizzazione non mi fa. Sì, io te lo Ma tu stai venendo proprio chi cazzo stai venendo? Ok, miniatura fatta che voi sapete già con chi l'ho fatta. E io mi finisco l'ultimo morso di questa fresella.
Godo. La cosa buona è che sta pure la sottiletta senza lattosio, che te la rende più scioglievole. Se no sanno un sapo in calma. Termine tecnico. Allora, faccio un giro di voti. Il mio voto totale 7,5 8. Vabbè, tu non hai mangiato tutto. Non ho mangiato, però 8. Wow, è un voto altissimo. 7,5. Andrea. La cacca rosa. Che voto dai? Avuto esperienza la serata, un bell'otto, dai, ci siamo divertiti. Serata tranquilla tra amici. Tu? 8 con l'ammonizione. Ammonizione perché non c'aveva quella cosa che ha detto che era più buono lo fa. Così. Vabbè, praticamente voti altissimi, quindi promosso. Allora Aiu finisce qui questa serata tra amici. Allora Aiu, fresella ottima. E poi una novità, quella è la cosa bella di questo posto. Quindi ve la consigliamo. E se volete altri video food dove ci sfondiamo magari, lasciate un bel mi piace, un bel commento. E noi ci vediamo in un prossimo video. E Aiu, ciao!